Eder, Mech, Pallister. Sebastiano, qualche tempo fa abbiamo scoperto che hai regalato un telefono molto importante. Erano quegli anni che si cambiavano telefono ogni anno perché magari usciva un qualcosa di nuovo qua e là. Ma quindi adesso non escono più i nuovi modelli di telefoni? Penso che quando è scomparsa Liliana avevo l'S21. Alcuni youtuber hanno raccontato che l'uomo avrebbe regalato a un'amica proprio il telefono che aveva in uso quando la moglie è scomparsa, dopo averne cancellato i dati. Possibile? Un giorno mi diceva, sai Sebastiano, c'ho questo telefono che non mi va, non è quello che... Allora guarda, ho detto, se vuoi io c'ho uno che non uso più, perché ho preso quello superiore, se vuoi. Per caso è un telefono anche per me? In ogni caso immagino che tutti i dati presenti in questo telefono siano andati persi. Era formattato, gli ho detto devi fare un'operazione che praticamente metti questo telefono che ti do io, quello vicino a quell'altro, quello tuo, e fai i passaggi dove trasferisci tutte le tue cose. E lasciami indovinare, adesso ci dirai che questo telefono prima di regalarlo era già stato controllato in questura. Sì, mi pare di sì. Perché mi hanno portato via, penso, 6-7 telefoni, di quelli proprio anche vecchi. Ti ricordi in che periodo hai regalato questo telefono? Ma diciamo, cos'era, la fine dell'estate? Nel fine dell'estate. Quindi dici la fine della scorsa estate 2023? Sì. Ok, è la tua risposta definitiva? Accendiamo? Volevo fare solo una piccola precisazione relativa al telefono. Ricordo che l'ho consegnato in novembre del 2022. E quindi l'avevi fatto sparire prima che fosse analizzato. Questi telefoni dove li compravi? Alla Fiera dell'Est? È uno che ha comunque telefoni e tablet di qualità. Ogni volta che aveva un telefono o qualcosa mi diceva Sebastiano, e gli davo i soliti 500 euro che voleva. Guarda quanti telefoni, Sebastiano. Solo una piccola parte qua, ne avevo ancora, ce n'erano altri, ne avevo, non so, 4, 5, 6. E io ho donato a parecchi amici un telefono, di quelli usati naturalmente, di quelli che non uso più. Hai un telefono da regalarmi? Resta che tu hai regalato un telefono che era importantissimo per le indagini. Guarda, è passato parecchio tempo da quando è scomparsa Liliana. Io mi ricordo che frequentavo Paola Calabrese per parecchio tempo, andavo a trovarla, andavamo a mangiare la pizza qua e là, e comunque era una ragazza che comunque di grande insegnava in scuola. Quindi regali telefoni a chiunque va a mangiare la pizza con te che insegna a scuola? Quei telefoni che abbiamo visto invece in foto li hai tenuti? È roba vecchia, quella è roba vecchia. Io dopo ho comprato altri telefoni. Devo regalare un telefono vecchio. No, non devi regalarlo, ma questo come mai l'hai regalato? Perché era un telefono importante questo qua, l'S21, e non riesco a capire qual è il problema. Cioè io ho dato a questa mia amica un telefono importante perché lei aveva bisogno di avere un telefono buono. Io avevo già acquistato di altri telefoni molto più importanti, no? E ho dato a lei questo qua. Innanzitutto mi viene da dire che Sebastiano è l'uomo dalle verità progressive, perché prima dice una verità, poi il giorno dopo chiama e ritratta, quindi insomma ci ripensa sempre su quello che non è stato facile, non è stato facile a individuare il periodo. Vabbè, bisogna cercare di capire quello che io sto vivendo in questo momento. Cioè il passato è veramente per me una nebbia, è difficile riuscire a ricostruire. Poi voglio aggiungere questo, che adesso quindi pubblicamente possiamo dire che uno dei 25 punti delle attività di indagine supplementari ordinate da GIP non può essere più fatto, perché al punto 4 il GIP chiedeva che venissero acquisiti ed analizzati tutti i dispositivi cellulari delle persone intorno a Liliana, con particolare attenzione a quello di Sebastiano Visintin e Claudio
Claudio Sterpin, per cui di fatto Sebastiano ha sottratto la procura da questo tipo di verifica. Una Guarda che persona questo telefono qua, la polizia compare ce una l'ha. Adesso ce l'ha consegnato la Compare ragazza. una Brava, la brava, dottoressa. ci è stata scrive brava. il fascista. Quando io passo da un telefono a un altro, soprattutto se della stessa marca, il gestore del telefono mi mette a disposizione uno spazio sulla nuvoletta immaginata in cielo dove vanno a confluire i miei dati che poi andranno nel telefono nuovo. Questo spazio però è piccolino, quindi andranno le configurazioni, andranno i documenti, andrà la lista delle mie app che utilizzavo, ma non le app che verranno riscaricate. Ovviamente i video e le foto in grande quantità e qualità non potranno essere passate su quella nuvoletta perché è piccolina. Voi dovreste spendere centinaia di euro e comprare extra spazio per poter passare i vostri video. Pertanto il telefono nuovo non conterrà mai le registrazioni fatte in 5K da una GoPro. Quello che hanno detto ieri sera a Quarto Grado in merito al trasferimento dati dei cellulari è una immane cazzata. E credo che se facciano le indagini con queste competenze, ecco perché in Italia non si risolve un caso nemmeno per sbaglio. Per chi non avesse seguito la puntata, a Quarto Grado hanno affermato, gente molto qualificata, anche lo stesso Garofano, che quando comprate un nuovo telefono, su questo nuovo telefono troverete tutto ciò che avete fatto anche nei precedenti vostri telefoni. Sebastiano, se Liliana si fosse uccisa, probabilmente tu avresti trovato in casa una letterina. Guarda, tu non hai idea di quanto mi hanno tormentato la polizia, proprio interrogatori su questo biglietto, dov'è, cos'è. Cioè, poi io biglietti non ne ho trovati. Però devo dirti una cosa, io sfido chiunque, cioè, provate a pensare di perdere la moglie e salutarla la mattina e non vederla più, né da viva né da morta. Poi il tempo passa, viene ritrovato il corpo. Io sto vivendo in questa casa con tutte le sue cose, con i suoi pigiami, con le sue cose. Provate a pensare quello che uno vive in quei momenti, i primi mesi. Anche... Io alla procura ho detto i primi mesi, guardate, c'ho un buio assoluto dentro. Quanto tu affermi è vero e capita quotidianamente alle persone, però raramente si riscontra un tipo di comportamento così contraddittorio. Oltretutto tu da subito hai dato un po' a tutti l'idea di non averla presa poi così male. Chi rende delle cose di Diana secondo te? Quello della legge di tassa e la reversibilità della pensione? Non ha parlato di soldi, ha detto solo devo attendere 10 anni. Io non mi sarei mai permesso di dire a Silvia queste cose qua. Sì, però purtroppo tu l'hai detto anche a Sergio e l'hai detto anche all'albergatrice. A proposito dell'albergatrice, ieri non si è parlato di lei perché lei ha rifiutato l'intervista a Quarto Grado. Liliana pagava determinate cose e io pagavo determinate altre. Quando si andava in giro, alberghi, ristoranti, la manutenzione della macchina, la benzina e tutte le cose che noi facevamo in giro, quelle le pagavo io. E non avrebbe accettato di morire se prima non faceva un testamento in favore della nipote. Di questo siamo sicuri tutti. Guarda, sono cose che dicono loro. Io non ho mai parlato di queste cose con queste persone, assolutamente. Lui dice sempre, sostiene sempre questo, sono sempre cose tu che dicono ascolti loro. quello che ti dicono loro. Io vorrei chiedere una cosa a Sebastiano, a voi, e forse la procura un giorno se lo dovrà anche chiedere. Per quale motivo spontaneamente si è formato questo consorzio dei bugiardi, tutti contro Sebastiano, e Sebastiano è l'unico che dice la verità, però dagli atti di indagine emerge che in realtà Sebastiano ha detto tante bugie, a partire dal 14 dicembre dalla denuncia di scomparsa. Quindi perché si è dovuto formare questo consorzio di bugiardi che si allarga nel tempo, tra le altre cose? C'è sempre gente che dice e sostiene che, tra l'altro, tutta gente, persone specchiate, ex poliziotti, ex carabinieri, quindi per quale motivo tutti dovrebbero montare? Il corpo è stato trovato a pochi metri da un precipizio. Se fosse stato buttato giù non lo trovava più nessuno. La pendenza è quasi del 100%, ma non lo fermava nessuno e lo trovavano fra tanti anni, puro scheletro, mangiato tutto, per dire, però doveva essere trovato prima. Allora, secondo me Claudio Sterpin è bugiardo, si inventa queste cose, non so per quale motivo.
Liliana non c'è più e continua a dire questa sua storia d'amore qua e là, assolutamente inventata. Lei non è venuta a piedi, punto. Escluso in maniera più assoluta. E da come poteva essere, tu fai il conto venire qua la sera al buio, già adesso diventa un casino. Uno davanti deve far luce, tu dietro devi portare qualcosa, o anche in 3, dico io. Le hanno portata qua in triplo sacco, non so cosa dire, perché lei non aveva un segno. Triplo sacco vuol dire iperprotetto come fagotto. La morte di Liliana ha fatto sì che tu intascassi 1.800 euro al mese di pensione sua. Io ho preso quello che mi aspetta, a me non mi interessava sapere quanti soldi c'erano, io non lo sapevo questo. In realtà tu sapevi benissimo che c'erano molti soldi sul conto perché sapevi che Liliana li stava risparmiando per cercare di comprare la casa dove viveva sua madre. Quei soldi che sono venuti fuori, assolutamente io non ero a conoscenza. E poi dimentica di dire una cosa: chi è andato in questura quella mattina del 5? Chi è andato in questura? Cosa hanno parlato il giorno prima al posto delle fragole? E hanno avuto questo intuito di dire può essere che sia là, cioè sono a 150 metri e io mi domando, ma saranno andati a vedere? Cioè io mi faccio la domanda, se ho questo intuito dico vado a vedere. Sono andati a cercare probabilmente, perché c'era chi cercava Liliana nel frattempo, quindi probabilmente sono andati a cercare. Perché Liliana la cercavano tutti, a maggior ragione la cercavano gli amici. Forse sapendo che tu sei Babbo Natale, la letterina che aveva lasciato Liliana riportava la volontà affinché tu potessi dare i soldi che c'erano sul conto a Veronica, la figlia di Sergio. Come che ho detto prima, cioè la polizia che è venuta tantissime volte a casa mia, tantissime volte sono stato in questura, mi hanno chiesto 100 volte di questo biglietto. Se quello di Liliana è un delitto, potrebbe forse essere un delitto perfetto. Tu pensi che esista il delitto perfetto? Che senso? Non riesco fino là io. Il delitto perfetto cosa significa? Non so, bisogna chiedere a queste persone qua, non lo so. Liliana purtroppo per te ormai aveva una relazione con Claudio. Chi lo dice questo? Dai, per favore. Questo lo dice la consulenza informatica. Sebastiano, perché la consulenza informatica dice non solo che c'era una relazione tra i due, che lei continua a negare, ma in realtà c'era. Nessuna relazione. C'era, lo dicono i messaggi. Amicizie fino a che vuoi. Quando sei triste, pensa che ti amo, non è un messaggio che una donna scrive a un amico o a una sconosciuta. Secondo te sono state eseguite indagini come Dio comanda? A me non mi sembra. Non sta a me giudicare, non mi interessa. Guarda, io considero che sarebbe ora che la nuova indagine e semplicemente sia più seria di quella di prima, perché quella di prima è stata praticamente nulla, punto. Io rimango convinto che più di qualche persona sa, non Sebastiano solo, per capirci. Allora c'è un sacco di gente che non ha parlato parola, io parlo in tutti i settori, da colleghi di lavoro che non hanno aperto bocca pur sapendo per filo e per segno di come erano i loro rapporti, soprattutto negli ultimi mesi se non anni, ma io dico anni. Ci sono non poche colleghe e colleghi idilli che sapranno qualcosa di più e non hanno voluto esporsi per motivi loro. Io faccio appello a chi sa qualcosa a mettersi la mano sulla coscienza, se ce l'hanno, e andare a dire quello che sanno. Io ho detto tutto, quasi tutto. Non ho nominato certe cose tipo che dopo ci hanno ricamato attorno sciacalli, non di più. Te l'ho detto una volta e lo ripeterò in eterno. A me in questi 2 anni e poco sono passati più di 20 anni di vecchiaia. E io ero già ringiovanito con lei vicino negli ultimi 2 o 3 mesi della sua vita. Ho raccontato solo alcune cose, perché a te per prima ti ho detto che facevamo la sauna solo perché era estate torrida e io mi stavo accingendo ad andare, non alla sauna, l'idromassaggio, che tanto è simile. Stavo per andare a buttarmi in vasca e dopo non tanto tempo mi trovavo a farlo da solo. A me mi è crollato il mondo, crollato addosso. Lui ha spanto 2 o 3 lacrime, volte intendo, lacrime da coccodrillo, a beneficio di telecamere. Io invece ho pianto un sacco di notti, per esempio, intere,
senza che nessuno se ne freghi, perché non voglio farlo pesare a nessuno. Lui le uniche 2 volte che probabilmente ha fatto finta di piangere era sempre a favore di telecamere. Lui ha accusato me di aver preso per il culo tutti i parenti, perché chissà come, chissà perché, e hanno creduto a tutto quello che io gli ho raccontato, perché ero colato anche, obiettivamente, e gli sembrava che io gli ho presi per il culo. Lui sta prendendo per il culo l'Italia da 2 anni e rotti e nessuno se ne frega. Lui sta prendendo per il culo l'Italia. L'Italia. Anche il buon Sebastiano ha rotto le palle anche per il fatto che io ero in cimitero alla riesumazione. Non è vero, io ero qui alle 7:30 di mattina a portare la mia tabella, il mio fiore. Me ne sono andato a visitare tutti gli altri miei defunti e dopo mi sono tenuto dietro ai cipressi, nascosto. Però adesso non potrei più andare al cimitero a trovarla finché non tornerà a Trieste. No, vado io a trovarla prima. Io devo portare a termine la mia missione. È un impegno che mi sono preso con lei. Se no io potevo andarle dietro il giorno dopo. Sebastiano, hai sentito come è determinato Claudio? D'altro canto tu invece non hai più nemmeno la fede. No, oggi sono andato in bicicletta e allora ho lasciato la fede anche quell'altro orologio. Boh, comunque io voglio riprendere una piccola cosa e parliamo del giorno della riesumazione del corpo. Era, guardate, una cosa intima, tutte le televisioni lì, in silenzio qua e là, e la giornalista vicino a me fa: ma guarda dietro là, nascosto c'era Sterpin. Ho detto: sì, ma è vero, e tutte le televisioni sono corse da lui. Cioè io dico: ma a quale titolo ti presenti in questo momento delicato? Questa è la solita fesseria perché Sterpin era lì dalle 7:30 e ti posso garantire che alle 8 era già stato intervistato da tutte le TV, quindi tutti sapevano che lui era lì. Quale titolo? In Quale realtà titolo? l'ha sempre detto Ma quale e titolo? Dai, ci per sono favore. diverse persone che lo sostengono e ribadisco, c'è la scienza che ce lo dice, perché c'è una consulenza informatica che ci dice non solo che tra i due ci fosse una relazione, ma che il vostro matrimonio era in crisi, perché Liliana cercava come andarsene. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.